Eccoci qua cari telespettatori, ben ritornati con noi, con i nostri amici dello SPI-CGIL del Veneto. Vi presento i nostri ospiti, ben ritornata Rosanna Bettella, grazie di essere qui con noi, della segreteria regionale dello SPI, e Gino Ferraresso del Dipartimento Welfare, sempre SPI-CGIL. Buongiorno. Allora, ci sono tanti bei temi da affrontare per aggiornare un po' la situazione ai nostri telespettatori che voi continuate a chiamarci, a chiedere informazioni. Noi vi diamo i numeri dello SPI-CGIL, però comunque li trovate. Ci sono tutte le sedi che hanno a disposizione delle persone per dare le risposte ai vostri interrogativi e alle vostre domande. I temi di quest'oggi sono abbastanza caldi. Io prima vorrei cominciare con Rosanna Bettella per ricordare i campi della legalità. Un po' perché anche così, con l'inizio e la ripresa delle scuole, visto che hanno coinvolto i giovani, sono attività importanti, significative, e quando si parla anche di invecchiamento attivo, questo è un modo proprio per renderlo praticabile e attuale. E allora, prima partiamo con questo tema easy soft, poi andiamo via via crescendo con le rogne cosiddette. Sì, i campi della legalità sono i campi organizzati da Libera e da ARCI in giro per l'Italia su beni confiscati alle mafie. E i nostri volontari e le nostre volontarie vi partecipano ogni anno sempre più numerosi. Diciamo è vero, andare a fare un turno in un campo della legalità, un turno dura una settimana, coniuga tante cose, no? Fare esercizio fisico perché si lavora, fanno da mangiare. È una cosa sedentaria. No, assolutamente. Fanno da mangiare perché è un campo che viene organizzato, auto-organizzato, in cui ci sono ragazzi e ragazze da tutta Italia che vanno proprio per fare questa esperienza, addirittura pagano una quota, e i nostri volontari inizialmente, quando abbiamo cominciato ancora 7 anni fa, andavano soprattutto per far da mangiare, ma si parla di far da mangiare per 30-40 persone, a volte anche il doppio, insomma. E poi, poi ci sono tutte le attività la mattina nei campi, proprio campi, se ci sono dei campi, oppure se ci sono dei laboratori, o se c'è da fare manutenzione al bene stesso dove sono alloggiati. E al pomeriggio tutti insieme, ragazzi e pensionati, fanno una scuola, la cosiddetta scuola di legalità. Là incontrano magistrati, docenti universitari, ma soprattutto incontrano testimoni, familiari di vittime delle mafie. Quindi sono campi molto attivi. Sì, naturalmente una settimana, quando tornano sono molto molto stanchi, però anche molto molto appagati e motivati, davvero pieni di sentimenti e di emozioni nuove. Io l'ho fatto personalmente per 2 anni di seguito, quindi posso anche parlarne, insomma, con cognizione di causa, so quanto è importante. E ogni anno abbiamo un numero sempre più alto di persone che vogliono provare questa esperienza. Quali sono i campi più Allora, come dicevo, vissuti? Sono in tutta Italia. Allora, la maggior parte dei beni confiscati sono al sud Italia. Calabria, Sicilia, Puglia, Campania, però visto che il Veneto non è assolutamente una regione immune da mafie, e ce ne stiamo rendendo conto ogni giorno sempre di più, noi abbiamo 2 campi anche qua nel Veneto, uno a Campolongo Maggiore, nella villa dell'ex boss della mafia del Brenta, non Mala del Brenta, mafia del Brenta, che era veramente mafia del Brenta, Felice Maniero. E ad Erbè, in provincia di Verona, in una struttura invece confiscata a un camorrista, un narcotrafficante, perché le mafie qua al nord soprattutto si dedicano al narcotraffico, al riciclaggio di denaro sporco, insomma queste sono le attività prevalenti della criminalità organizzata mafiosa qua nelle nostre regioni del nord. E invece, allora, praticamente abbiamo partecipato a 20 turni quest'estate. Mamma mia, quanti! 79 volontari in tutto. I volontari sarebbero gli anziani o i ragazzi che partecipano? No, i volontari sono i nostri, dello SPI. Dello SPI, quindi le persone anziane. Poi i ragazzi sono un numero, come ripeto, ogni turno, ogni campo ha mediamente una trentina di ragazze e ragazzi.
ci possono essere, per esempio a Belpasso in provincia di Catania, una settimana che sono andate due nostre, è andata addirittura la nostra segretaria generale dello SPI del Veneto, insomma, a fare questo campo, e c'erano studenti della LUIS. Oppure in un altro campo c'erano invece ragazzi scout, di un gruppo scout di una certa città, oppure sono ragazzi che provengono da varie città, si iscrivono individualmente e quindi partecipano. Sono andati in provincia di Brindisi, i nostri sono andati a Isola Capo Rizzuto in Calabria. Quest'anno sono stati molto frequentati i campi in Campania, che finora ce n'erano solo 2 beni confiscati che si dedicavano, che organizzavano i campi, mentre quest'anno li abbiamo avuti a Sessa Orunca, a San Cipriano d'Aversa, a Castel Volturno e adesso praticamente il 30 di ottobre organizzeremo la giornata dei diari dei nostri volontari, perché ogni anno hanno il compito comunque di scrivere un vero e proprio diario delle giornate, di come hanno vissuto questa esperienza. Poi adesso stiamo organizzando il libretto, insomma, che riproduce tutti questi diari, e il 30 la presenteremo. E loro racconteranno queste loro esperienze. Saremo a Cerea, in provincia di Verona, staremo là tutto il giorno e insomma diamo soddisfazione a questi racconti. Ci sarà con noi quel giorno anche il professor Antonio Parbonetti, prorettore qua dell'Università di Padova, docente che è anche di economia, esperto che ha fatto per la Regione Veneto una ricerca interessante sulle infiltrazioni mafiose e le attività produttive, perché ogni volta, ogni anno che appunto presentiamo questo diario, chiamiamo o un giornalista o un docente universitario che racconti delle mafie qua nel Veneto, perché ripeto, siamo abituati e ci raccontiamo sempre delle mafie, della camorra, dell''ndrangheta del Sud Italia, ma ormai le mafie sono dappertutto. E qua al nord quindi bisogna anche sensibilizzare, basta solo ricordare che qualche mese fa hanno commissariato un intero comune, no? Ad Eraclea, in provincia di Venezia, qua nel Veneto, quindi insomma immuni non lo siamo e credo che le nostre battaglie le dobbiamo fare sotto questo punto di vista. Ripartirà a breve anche tutta la nostra attività che facciamo nelle scuole, perché parlare di legalità è importante farlo con le nuove generazioni, con le giovani generazioni. E quali sono i temi che si prova a cambiare, insomma. Che temi affrontate nelle scuole? Parliamo del rispetto delle regole, perché la legalità passa attraverso il rispetto delle regole, attraverso la conoscenza della Costituzione, attraverso il rispetto fra le persone e delle relazioni affettive fra le persone. Anche qua invitiamo magistrati, docenti, scrittori, ex parlamentari. Per esempio è venuto in molti incontri l'ex onorevole Naccarato, che faceva parte del Dipartimento Antimafia nazionale, che ha scritto libri, insomma, importanti su questo argomento. E anche qua veramente devo dire che c'è molta richiesta, le scuole sono molto contente di questo intervento che facciamo. E i ragazzi come reagiscono? Che domande fanno? Sono sempre molto attenti e molto curiosi. Chiaramente loro non hanno i nostri vissuti, no? non conoscono la storia, hanno pochi anni di vita, diciamo. E quindi se non facciamo noi, che siamo dello SPI, questo scambio intergenerazionale di conoscenze, di cosa è stato, di cosa sono state anche nel percorso dal dopoguerra in poi, quante vittime di sindacalisti morti per mano di mafia, proprio perché si sono opposti e chiedevano diritti nel lavoro, perché soprattutto nelle regioni del sud, negli anni passati soprattutto, ma anche adesso, la mafia si contrappone allo Stato, no?
Laddove non c'è lavoro è la mafia che dà lavoro ed è per questo che anche chiediamo, insomma, sempre con più forza, che lo Stato veramente deve fare la sua parte in quelle regioni se vogliamo uscire da questa situazione molto grave di illegalità che porta tanto un grande tasso anche di evasione fiscale, di elusione, e quindi se si combattono le mafie, si combatte la criminalità organizzata, si combatte per una società migliore. È diversa la reazione della vostra presenza, se vi è capitato di confrontarvi nella formazione scolastica qui al nord rispetto che al sud dei ragazzi? Beh, diciamo che nel sud la scolarità mediamente è più alta che non ma il tipo di interventi, di reazioni, di osservazioni? Beh, diciamo che in questi campi i ragazzi vengono da tutta Italia e quindi c'è molto interesse e molta curiosità. Però nelle giovani generazioni non si vedono le differenze, no? Si notano più magari nelle persone di una certa età. Veramente si potrebbe fare molto con loro, no? Per trasmettere i valori appunto della nostra Costituzione, del vivere civile, democratico. C'è un terreno molto fertile. L'importante è che loro capiscano che siamo persone che non pensiamo al loro futuro, no? Ma che invece al loro futuro ci teniamo, e io dico che i pensionati dello SPI ce l'hanno veramente a cuore. Chiaro. Le battaglie le fanno sempre e per conto anche dei giovani. Giusto per sedare gli animi, che c'era stata un po' quando si parlava di pensioni, che si porta via il futuro ai giovani, adesso anche infatti, perché tanto si accentua molto questo conflitto generazionale. Che rubano il futuro ai giovani. Se partiamo dal fatto che le pensioni mediamente sono al di sotto sono 1.200 euro, il 70% delle pensioni sono 1.200 euro, ma la stragrande maggioranza poi è sotto i 1.000 euro. Lordi, sempre lordi. Quando noi parliamo di cifre, sono sempre cifre lorde. Bisogna attuare un correttivo, lo dico così in trasmissione, perché poi le osservazioni che arrivano giustamente dai nostri telespettatori sono sempre medesime, ed è vero. Noi parliamo all'ordo, cioè voi parlate all'ordo, bisognerebbe trasformarlo al netto, perché il netto è più chiaro, perché uno vede in busta paga, vede in pensione quello che gli arriva. All'ordo molti manco sanno quanto e non vogliono neanche saperlo, perché sennò viene nervoso. Bisogna dire al netto, deve fare il calcolo sempre al netto, allora uno si rende conto sì, ci sono, no, non ci sono, perché altrimenti tra netto e lordo c'è una bella differenza sostanziale, quindi certo, ci si rende conto. In base al reddito ci sono le trattenute per le tasse. Assolutamente. E qui ci allacciamo all'altra questione, dopo magari se vi viene in mente qualche altro aspetto interessante dei campi della legalità, che sono sempre molto interessanti, carini e partecipati. Legalità. Legalità vuol dire anche lotta all'evasione, è uno dei temi caldissimi adesso, anche perché poi lo è sempre ogni anno, però ben poco si riesce a fare. Allora, nel 2015, do alcuni numeri tanto per capire in che situazione ci troviamo. Nel 2015 un report identificava in circa 200 miliardi il sommerso. Il sommerso cosa vuol dire? Vuol dire sottodichiarazione dei redditi, circa 93 miliardi. Lavoro irregolare, circa 75 miliardi. Irregolare, 75 miliardi. Attività illegali, quelle che abbiamo appena parlato, circa 17 miliardi. Il tutto in un anno. Quindi noi stiamo parlando, e ovviamente 2017, 2018, 2019, le cose non è che sono cambiate, anzi noi siamo anche preoccupati che magari sono anche peggiorate, perché alcuni segnali di liberi tutti in un certo periodo a noi sono arrivati, per cui diciamo c'era più tranquillità nel proporre anche ai cittadini, no, la fattura senza pagare l'IVA, in cambio ovviamente
di uno sconto sulla fattura e via dicendo. Detto questo, quindi questi sono i numeri, là si potrebbero trovare quindi risorse, basterebbe solo, stiamo discutendo di una manovra circa 30 miliardi di euro, là potremmo trovare le risorse per esempio per abbattere i 20 miliardi, per abbattere 23 miliardi, per abbattere le clausole di salvaguardia dell'IVA, si potrebbero benissimo, se si fa un'efficace lotta all'evasione fiscale, benissimo ritrovare lì i 23 miliardi, avremmo a disposizione invece 23 miliardi per fare tante altre cose, a partire per quanto riguarda i pensionati, la non autosufficienza, i problemi della non autosufficienza, integrare quel benedetto i problemi fondo della rivalutazione delle pensioni e via dicendo, che dopo magari ne parliamo meglio, sì, perché c'è insomma, la prospettiva di una iniziativa a livello nazionale. Però fermandoci all'evasione fiscale, tutti possono dare il loro contributo, partendo dai cittadini, quindi dal basso, ma non c'è solamente la Guardia di Finanza, non c'è solamente l'Agenzia delle Entrate, non c'è solamente l'INPS per tutto quello che riguarda il lavoro irregolare, ma ci sono anche le istituzioni, per istituzioni, per esempio i comuni. Noi ci confrontiamo periodicamente con i comuni del Veneto, uno dei temi è proprio questo, la lotta all'evasione fiscale, perché i comuni possono, non devono, ma vedremo che hanno anche un'opportunità nell'attimo in cui lo fanno. Segnalare quindi casi di anomalie. Sì, vengono chiamate segnalazioni qualificate, nel senso che devono essere cose dietro alle quali c'è già stato un lavoro, come dire, di indagine da parte del Comune. Inviare queste segnalazioni all'Agenzia delle Entrate oppure alla Guardia di Finanza, la quale poi procede a verificare se questa segnalazione è corretta o non è corretta. Io interrompo un attimo perché qua siamo arrivati al punto dei comuni, quindi entriamo nello specifico. Prendiamo un tempo per la pubblicità e poi spieghiamo bene come funziona, che ruolo hanno avuto, le percentuali, ci sono anche dei numeri interessanti da vedere tra poco.